Il 23enne Anthony Allia ha vinto l'edizione del 2024 dell'assalto a Upaddjaru, la tradizionale scalata dell'albero della Cuccagna che si svolge nel villaggio Bordonaro di Messina nel giorno dell'Epifania. Una tradizione antica che si ripete ogni anno il 6 gennaio, nel giorno dell'Epifania. Nella piazza del villaggio messinese viene collocato un palo di legno alto circa 8 metri e successivamente viene realizzato Upaddjaru. I rami e le foglie per la grande intelaiatura vengono raccolti qualche giorno prima sui monti Peloritani. Alcuni residenti costituiti in un comitato procedono poi con la costruzione dell'involucro conico della struttura e i rami intrecciati per i cerchi, con la tecnica simile a quella utilizzata per realizzare i cesti. L'involucro viene innalzato e coperto da fogliame di acacia e addobbato con mandarini, arance, ciambelle e dischi colorati. Sulla sommità viene collocata la croce con altri addobbi che andranno al contendente che per primo riuscirà a raggiungere la cima del Upaddjaru. Ogni partecipante viene assistito da 2 persone che permettono di fornire la spinta iniziale per aggrapparsi ai rami ed iniziare la scalata. Il tutto viene vissuto in pochi secondi perché i contendenti sono molto agili e riescono a salire velocemente in cima all'albero. Solo chi tocca per primo la croce vince la sfida, molto sentita dall'intero villaggio messinese. Padre Severino, parroco di Bordonaro, e il comitato feste del villaggio hanno rinnovato l'antica tradizione portando avanti un grande momento di aggregazione. Nonostante la pioggia che ha reso più ardua l'impresa, la gara si è svolta senza complicazioni e in pochi secondi il giovanissimo Anthony è riuscito a conquistare la vittoria. Per lui è la seconda vittoria su 3 gare disputate. In passato più volte il papà aveva preso parte alla scalata. Upaddjaru è un'antica festa legata al mondo agricolo che coniuga aspetti religiosi e profani per ringraziare simbolicamente le forze della natura. Nel giorno della festa il parroco, dopo aver celebrato la messa, si reca in piazza Semiramide, dove è allestito il Upaddjaru, e dopo la benedizione dell'albero ha inizio la gara al termine della quale tutti gli sfidanti smembrano le decorazioni e le lanciano alla folla. Il vincitore si reca poi, in un clima festoso, nella chiesa Santa Maria delle Grazie per la premiazione ufficiale e le foto di rito. A conclusione della festa, nel tardo pomeriggio, si svolge, davanti alla chiesa, il singolare spettacolo di giochi pirotecnici del Cavadduzzu o l'Omu Sabaggiu. I personaggi ricoperti da vari petardi, mortaretti e cariche esplosive danzano al suono della musica della banda musicale e mimano le fasi di una lotta. Una pantomima che simboleggia l'incontro dell'uomo con la natura. E ogni anno torna qui a Messina questa tradizione. Siamo proprio sotto l'albero. Sì, infatti siamo sotto la struttura dell'albero costituita da intrecci di rami di castagno che ogni anno, diciamo, è una tradizione del paese che continua tramite anche tutti i compaesani di Bordonaro, il parroco. E niente, è un'intrecciatura di rami di castagno che vengono posti in essere con questa struttura tipo una forma di capanna, ecco. Lei è uno dei costruttori? Sì. In quanti siete a costruire? Siamo 6. Siamo locali del paese, ecco, sono tradizioni che vengono rimandate, abbiamo appreso, diciamo, dai vecchi la pratica della costruzione di questo Upaddjaru, ecco. Un po' la tecnica è quella del cesto tradizionale? Sì, all'incirca sì. Ecco, c'è una struttura, diciamo, c'è il palo che ha delle carugole con delle ruote che fanno sì che poi sale tutta la struttura, come un intreccio di rami di castagno che vengono preparati prima, giustamente, e poi rivestite con le foglie di acacia e poi vengono addobbate con gli aranci, i limoni, e su c'è la croce
e quindi una volta che tutti i partecipanti sono posti sotto il pagliaro vengono issati, il primo che raggiunge la croce è il vincitore. Questa è una tradizione che si ripete da tanti anni. Sì, sì. Millenaria, diciamo. Millenaria, da tanti anni fa. Siamo noi appunto di tutto il paese per non far perdere questa tradizione che avviene ogni 6 di gennaio. Ecco. Tutti i rami vengono fatti annualmente perché sono rami, diciamo, non secchi ma verdi, perché permettono l'intreccio. Quindi si sale su nelle montagne, si scelgono i castagni tramite anche il corpo forestale che ci indica la zona dove poter prenderli, quindi si puliscono tutti, quindi si prendono tutte le quantità e poi qui sul posto, diciamo, si viene fatta la struttura che poi viene issata e poi l'indomani viene rivestita con le foglie e poi stamattina, diciamo, abbiamo messo tutti gli addobbi per quanto riguarda appunto la croce e tutto il resto. Ecco. Diciamo che solamente il palo, ecco, in base alle condizioni può stare, ecco, un 2-3 anni, ecco, se no bisogna rifare anche di nuovo il paro. Quindi gli addobbi vengono messi all'ultimo, ve ne occupate sempre voi? Sì, siamo sempre noi che ce ne occupiamo, ecco. Raccogliamo le arance, raccogliamo i limoni, il panificio, i vari panifici che ci sono qui a Bordonaro forniscono le ciambelle e quindi un po' tutti partecipano, ecco, a questa tradizione. Ci sono tanti giovani che partecipano poi nel tentativo di prendere la croce in alto? Sì, molti giovani. Quest'anno il sindaco Basile ha ampliato un po' perché, diciamo, era una cosa, diciamo, soprattutto del paese, però ha fatto sì che anche gli altri quartieri potevano partecipare. Hanno partecipato 9 concorrenti, quindi io ho disposto la numerazione all'interno del pagliaro per 9 concorrenti. Ecco. Si parte tutti insieme, quindi? Sì, diciamo che ci sarà il cosiddetto colpo di mortaio che sarà, diciamo, l'inizio. Ogni concorrente ha 2 persone che lo issano su in maniera tale che poi chi è che arriva, che riesce ad aggrapparsi ed arrivare su in cima, chi tocca prima la croce è il vincitore. Questa è la tradizione più importante di questa zona di Messina? Sì, diciamo che questa è di questo quartiere della zona di Bordonaro, che poi ci sarà anche a fine serata Usceccareddo e l'Omu Sabaggio, che è una tradizione con sempre giochi d'artificio che chiudono, diciamo, le feste di fine anno. Ecco. E siamo in compagnia di padre? Padre Severino. Lei è il parroco di questa parrocchia? Io sono il parroco di questa comunità. Ci parli di questa tradizione, intanto da quanti anni è qui in questa comunità? Questo per me è il 6° anno che sono qui in questa comunità. Io l'ho visto giustamente da 2019 perché sono arrivato nel 2018 settembre, quindi non si poteva fare, era già fatto penso, però era da tanti anni che non si facevano. Poi insieme alla comunità abbiamo cercato di ripristinare questa tradizione che si stava perdendo e poi adesso lo facciamo normalmente, dunque abitualmente, ogni anno lo facciamo. È un momento di festa, un momento di socializzazione anche di tanti giovani? Di più giustamente è un momento di recuperare l'identità di Bordonaro, perché per avere un'identità ci sono alcuni punti che tu devi vivere, tu devi sentirti bordonarota. Allora quando c'è il pagliaro, ogni bordonarota che sta fuori si sente bordonarota in questo momento, per questo che loro tornano
e poi mostrano che l'importanza diventa il centro giustamente, direi il centro di questo paese, i bambini, i ragazzi, i giovani, oggi per esempio si sentono tutti bordonarotti, perché giustamente diventerà il centro, lei vedrà quando tutti verranno qui 8.000, 10.000 persone, il centro di Messina diventerà Bordonaro. Allora sentire Bordonarotte è un orgoglio, più che come noi lo sentiremo dire, come siamo in periferia, si sentono quasi escluso, oggi almeno una volta ci sentiamo al centro di tutti. Ecco, bisognerà prendere la croce che c'è in alto, se non sbaglio. La croce no, si deve toccare, chi tocca prima vince. E poi la croce lo srega piano piano, chi ha toccato prima srega questa croce e poi scende con questa croce come senso di vittoria, e poi tutti i partecipanti devono distribuire questi pannini ciambellini che sono sopra e regalare a tutti come fosse un segno di comunità, di condivisione. Sappiamo che questa è una tradizione che si trascina da tanti secoli. Sì, è una tradizione che, a quello che ho letto, e che è stata prima, per esempio, della Vara di Messina. Quindi in Europa possiamo dire che è una tradizione, le prime tradizioni che sono state fatte, inaugurate giustamente dai basiliani, sacerdoti basiliani. Quindi è una tradizione che veramente merita di essere valorizzata, non come adesso lo facciamo così come qualcosa nostra, dovrebbe essere una cosa più grande, anzi che dare l'identità di tutta Messina, non solo Bordonaro quartiere, ma tutta Messina. Quest'anno sappiamo che ci sono dei partecipanti che arrivano anche da altre zone della città. La differenza da quando l'abbiamo fatto, da quando sono qui, quest'anno è che stanno partecipando tutti i quartieri, sono 6 quartieri, quindi tutti i quartieri sono partecipati, poi abbiamo fatto il sorteggio, c'è qualcuno che è messo fuori giustamente perché non completava tutti i requisiti, però tutti era aperto con il comune che ci ha aiutato tanto, che anche ci ha permesso di fare questo, perché senza il comune, l'amministrazione comunale non possiamo fare, perché chiede tante risorse. Per il comune insieme a noi abbiamo pensato di allargare gli orizzonti per tutti Messina. Allora quest'anno per la prima volta, almeno da quando sono qui, partecipano tutti gli elementi che vengono da tutte le parti da tutto il quartiere di Messina. Sono 6, quindi ogni quartiere ha mandato qualcuno. C'è qualche altra tradizione che si porta avanti in questo quartiere di Messina, anche magari durante l'anno oppure durante le festività, qualcosa di singolare come questo Pagliaro? Come di singolare qua a Bordonaro non tanto, ma il Pagliaro giustamente ha preso tutto. Quindi io dico, qua a Bordonaro solo è una cosa di particolare è il Pagliaro. Il resto sono le presepe viventi, le feste legate giustamente al padrone della chiesa, San Pantaleone, al titolare della chiesa Santa Maria delle Grazie. Poi ci sono anche altre tradizioni particolari, per esempio la festa la festa della nascita di Maria, nome di Maria, dunque le nozze di Maria, per esempio, in altre comunità questo non esiste, qua c'è, in cui viene distribuito, viene sparso il profumo di tutti i fedeli che sono presenti, come segno di accoglienza e anche di devozione a Maria. Questo qua si fa di più qui a Bordonaro. Il resto sono le cose normali che stiamo cercando di fare nascere, per esempio vivente, da 2 anni che lo facciamo. Speriamo che anche altre tradizioni che sono state un pochino dimenticate cercheremo di ripristinarle, di mettere a frutto, visto che la comunità è viva. Tra poco si inizia, ecco, quanto manca? Alle 4 noi partiamo dalla chiesa,
e poi c'è la benedizione in chiesa dei candidati e poi dopodiché facciamo la processione ed era per venire a benedire Upagliaro. Dopo la benedizione si fa il sarto, quindi alle 4:30 si fa il sarto, fra un'ora si fa il sarto di tutti questi candidati. Il resto tutto bene. Bella Sicilia, eccoci in live per raccontarvi un evento, questa giornata. Scrivete nei commenti da dove siete. Tra poco si inizia? Si inizia, siamo pronti, Un'impresa a salire ma anche un'impresa a scendere. Mariano! Ed eccolo il vincitore. Anthony, hai vinto questa edizione, complimenti, ma come hai fatto a battere gli altri? È stato bellissimo, una lezione bellissima, ringrazio i partecipanti e soprattutto ringrazio mio fratello e mio cugino che mi sono saputi alzare e tante altre cose. Da quanti anni partecipi? Da 3 anni, 3 anni che lo portiamo a casa. Quanti anni hai?
23. Hai già vinto altre edizioni? Sì, sì. Davanti. Complimenti. Questa è la seconda volta. Cosa si prova? Una bellissima emozione. Bellissimo veramente. A chi dedichi questa vittoria? A tutti i partecipanti e soprattutto a mio nipote e a mio figlio. Ma cosa c'è sulla croce? C'è salsiccia, pane e arance. Salsiccia, pane e arance. E siamo in compagnia del vincitore di questa edizione d'Upagliaro. Intanto il tuo nome? Anthony. Anthony, quanti anni hai? 23. Sappiamo che non è la prima volta che partecipi e non è nemmeno la prima volta che vinci. Sì, questa è la seconda volta che vinco, però è la terza volta che partecipo. Ma come si fa a vincere? Sei riuscito a salire in pochissimi secondi in cima a Upagliaro? Le devi mettere tutte, soprattutto sono gli alzatori che sono bravissimi a spingere là sopra e è una bellissima emozione per salire. Quindi tutto dipende dalla spinta iniziale? Dalla spinta che mi dà sia mio fratello che è qui con noi e mio cugino, che ora adesso non c'è, se n'è andato. Ecco, bisogna toccare la croce, che è questa? Sì, bisogna toccare la croce, il primo che la tocca vince. Una croce particolare perché vediamo gli agrumi, il pane, addirittura la salsiccia. Sì, è una bellissima croce, una bellissima tradizione che speriamo che rimane sempre ogni anno che ci sarà. È una tradizione che si fa con questa croce. Tu sei il fratello quindi? Ma anche tu hai partecipato in passato? No, io mai, è la terza volta che alzo qui a mio fratello, è la seconda volta che lo vinciamo noi, è una festa molto antica. È una bellissima festa. Noi avevamo mio papà che saliva anche lui e l'ha vinto pure lui 2 o 3 volte. 4 volte. Comunque siamo emozionati, ringraziamo a tutti i partecipanti, a tutti gli organizzatori e tutta la gente che c'è stata a fianco. Dedichiamo anche agli ammalati. Quindi questa vittoria anche agli ammalati? Sì, soprattutto a loro. Possiamo dire che vincere Upagliaro significa entrare nella storia di Bordonaro? Sì, entrare nella storia di Bordonaro è, come ripeto sempre, è una bellissima cosa. Tu da piccolo seguivi tuo papà mentre saliva? Sì, seguivo mio papà e poi è una cosa che passa da famiglia a famiglia. Gli altri partecipanti quest'anno provenivano anche da altre zone di Messina? Sì, eravamo 3 dalla mia zona, alle Case Gialle. 4 dalle Case Gialle e altri da Bordonaro, da qua sopra, e poi c'erano Santa Lucia e penso basta, non ce n'era. Quanto è alto questo albero? È 1,30 m da terra al primo cerchio e fino alla sua è 6,40 m. Quali sono le difficoltà maggiori? Si rischia anche di scivolare, di cadere? Poi lui ora pure che era pure bagnato è più pericoloso. Tutti giovanissimi i partecipanti? Sì, solamente un ragazzo che ha 38 anni. Poi tutti. Adesso come si festeggia questa vittoria? Ci danno dei buoni da mangiare, salsiccia, compriamo carne, tutti i vari partecipanti che abbiamo fatto facciamo una piccola mangiata tutti insieme.
È un momento di unione anche nei giorni precedenti perché si prepara l'albero. Sì. Appuntamento al prossimo anno, sono sicuro che parteciperai di nuovo. Ci provo, può essere di sì come può essere di no. Grazie. Speriamo che va bene. La ringrazio. Tra poco assisteremo a qualcosa di davvero curioso qui sempre a Bordonaro. Tra poco ci sarà, delle persone si stanno vestendo, poi saranno accesi i fuochi e ci sarà una marcia della banda musicale e loro faranno una battaglia con un uomo che materà un cavallo selvaggio. Sappiamo che è una tradizione antica che si ripete qui a... Antichissima, questa è la festa più antica d'Europa. Ecco, ma come vengono scelti poi i soggetti? Si tramanda da generazione in generazione? Questa è una ditta che tramanda la tradizione. Il papà è morto qualche anno fa. Consideri che l'anno scorso colui che faceva il matatore è una persona anziana che quest'anno non lo farà, che ha 93 anni. Ormai, diciamo, quest'anno ho saputo lo voleva fare, però è un po' acciaccato e non gliel'hanno fatto fare. E c'è un ragazzo che sta prendendo il suo posto. Ma è una tradizione familiare che si tramanda. E si concludono così i festeggiamenti di questo Natale? No, poi subito dopo ci saranno i fuochi d'artificio, poi ci sarà il presepe con una serata culinaria qua a Bordonaro. Quindi tanti eventi da non perdere ogni anno. Tanti eventi che organizziamo ogni anno. C'è un comitato quindi? Sì, c'è un comitato di parrocchiani seguiti da Padre Severin e ci diamo da fare per il paese. Complimenti. Grazie. Si svolge a ritmo di musica. Noi dobbiamo ballare e dobbiamo combattere uno con l'altro. E poi alla fine vince la natura, vince. È una tradizione che portate avanti ogni anno? Sì, è da tantissimi anni. Prima lo faceva mio padre e ora lo faccio io. Quindi si prosegue da generazione in generazione? Sì. Ma non è pericoloso?
No, ormai con le tute, con le cose, non è più pericoloso. Quanto durerà lo spettacolo? Intorno ai 3 minuti, 3 minuti e mezzo. Sì, quasi pronti. Quindi attualmente stiamo procedendo? C'è la vestizione praticamente, la preparazione, perché diciamo, è anche pericoloso, quindi vanno anche protetti, ora gli mettono un minimo di protezione quantomeno. E poi ci sarà una sfida? Sì, al suono di una sorta di tarantella si sfidano l'uomo e diciamo, la natura raffigurata dal cavallo. Ecco, poi vedremo che si accenderanno praticamente. Si accenderanno, sì. A son di colpi si sfidano, poi chi spara per ultimo vince, prevale sull'altro. Come si chiama questo gioco? Un cavalluzzo e l'uomo sabaccio. Siamo pronti quasi? Sì, quasi pronti. Il tempo che il mio collega si prepara e siamo pronti. Quindi poi questi qua saranno accesi? Sì, tutto, sì, il cappello, la spada, lo scudo e la corazza. Questa è la corazza. Sì. E la sfida è con il cavalluzzo? Sì. Ma bisogna avere tante competenze per fare questo tipo di attività. Devi sapere cosa devi fare, come ti devi muovere. Ecco, quindi invitiamo chi sta a casa a seguirci a non imitarvi. No, non imitate, perché ci vogliono i professionisti. E qua avete tutte le precauzioni, avete un giubbotto. Quindi... Sì. Ma voi portate in giro questo spettacolo anche in altre località? Sì. Ma da quanti anni svolge questa attività? Io dal 90. Ci vuole professionalità soprattutto per evitare? Certo, un pochettino, dobbiamo essere pirotecnici. Ecco, quindi è una tradizione che voi portate avanti in varie località del Messinese. Oggi qui a Bordonaro quindi vedremo una sfida tra l'uomo e il cavallo? Quindi tra poco sarà acceso? Ma non è pericoloso? No, le cose sono verso basso, non è... sono tutti... Quindi a ritmo di musica ci sarà la sfida? Sì, adesso meglio. Cosa si prova in questi momenti prima di iniziare? Tanta emozione, perché appunto tutta questa gente li dobbiamo fare divertire. Quindi tra poco sarà accesa la miccia? Sì. E poi al ritmo di musica ci sarà la sfida? Si va. Ci siamo quasi, si sta per partire? Quasi, fra qualche minuto. Lei si occupa proprio di questa iniziativa? Io, sì. Costruisce quindi tutto, ma ci può spiegare come nasce appunto questa... Questa nasce una pantomima che nasce in base su diciamo, una lotta fra la natura e l'uomo quando venne Ruggero d'Altavilla nel 1420. Che si incontrarono a Santo Stefano Medio e da questo, diciamo, da questa lotta vera poi negli anni si cercò di replicarla con i fuochi d'artificio e con questa pantomima. Sì, tra poco a ritmo di musica ci sarà la sfida. Sì, tra la natura e l'uomo. E poi è normale che... Si accenderà la miccia, quindi a chi spetterà il compito di accendere la miccia? Io lo accenderei. Lo porta avanti da generazione questo... 7 generazioni. Ritmo di musica, inizia la sfida.